tutti. Voglio cominciare rispondendo subito alla domanda del figlio di Igor, perché vorrei mai poi dimenticarmi. Allora, non sappiamo se Gimli si sia sposato, non sembra. L'unica notizia che abbiamo di Gimli dopo la fine, dopo le grandi battaglie che ci sono state alla fine della Terza Era, sappiamo solo che più o meno circa un centinaio d'anni dopo le grandi battaglie, dai porti grigi che ormai erano chiusi, da cui ormai non partivano più elfi, sembra che una piccola barchetta con sopra un elfo, che si dice che fosse Legolas, sia partita da questi porti grigi e su questa barchetta ci fosse anche una figura un po' più bassina ma molto più tozza e che insieme siano partiti verso le terre imperiture. Questo non si dice di Tolkien, non sappiamo con certezza, però ci piace pensarlo ed è anche bello pensare questo. In fondo loro ormai erano diventati grandi amici, avevano condiviso grandi battaglie, grandi lotte e anche dei principi e dei valori che ormai non c'erano, ormai stavano comunque svanendo da quella che era la quarta era, la nostra, l'era degli umani, dove c'è poco posto per nani e per elfi, purtroppo, come anche per folletti e per spirits. Però noi questa sera ci addentriamo proprio in queste terre, in questi mondi stupendi e bellissimi di Tolkien. E abbiamo cominciato proprio con questa musica bellissima, e se avete sentito all'inizio c'era proprio la voce di Ulmo, la voce del Signore, del Dio delle acque, che poi non era solo il Dio del mare, il Dio dell'oceano. Anche nei piccoli rivoli, anche nei piccoli rii, anche nei piccoli ruscelli, lì c'era sempre la sua voce, lì c'era sempre il suo occhio e lui era dovunque. Infatti Ulmo è una delle presenze più belle che ci siano nella Terra di Mezzo e si dice che ci sia ancora adesso Ulmo, che ogni tanto viene a vedere cosa facciamo e a capire un po' come ci stiamo comportando. E tutto comincia in un tempo lontanissimo e non sappiamo quanto lontanissimo, ma tanto, in cui Eru, in cui Ilúvatar, in cui l'unico, era da solo, non c'era nulla, era tutto vuoto. Lui era da solo ed era avvolto in se stesso, non c'era null'altro, niente. Lui pensava a se stesso pensante, come disse un cantautore un po' di tempo fa, che secondo me è una dizione bellissima. E a un certo punto si riscuote, a un certo punto si risveglia e da lui nascono, prendono vita i suoi figli. Questi suoi figli all'inizio non sanno che cosa fare, non hanno ancora un pensiero, un essere, non hanno ancora una concezione di nulla. Lui piano piano trasfonde in loro la sua conoscenza, il suo sapere. Questi suoi figli crescono piano piano, finché un giorno lui decide di dare loro la possibilità di collaborare con lui nella creazione di una grande armonia. E quindi intesse un tema e intorno a questo tema i suoi figli cominciano piano piano a cantare, a suonare e a unirsi a lui con la loro voce, ognuno mettendo del suo. Piano piano questa armonia cresce e finché poi arriva a un termine lui ne lancia una seconda e poi anche una terza. Però piano piano si sente anche una voce dissonante, perché il più grande dei suoi figli non accetta le regole che gli vengono date, non accetta di avere qualcuno che comunque possa essere al di sopra di lui. È cresciuto talmente in orgoglio che lui pensa di avere in sé la fiamma imperitura, la fiamma del mondo che nasce e che cresce. Però non riesce ad essere grande come Eru, come Ilúvatar. E quindi riesce solo ad essere dissonante, ad andare in stonatura con l'armonia degli altri. Però nell'insieme alla fine non fa altro che collaborare a questa grande tessitura, a questo grande arazzo che tutti stanno mettendo insieme. E a un certo punto Ilúvatar alza il braccio e nel suo mantello i suoi figli vedono piano piano un mondo che si sta creando e che sta nascendo. Questa è Arda, questa è la terra. Molti di loro se ne innamorano e decidono di scendere in questa terra
per cercare di portare tutti quei disegni e tutte quelle immagini che loro avevano visto, avevano colto nel grande disegno del Padre. E diventano le potenze della terra, diventano i Valar. 7 sono i Valar più grandi e 7 sono le regine dei Valar. Poi ci sono anche tantissimi altri, sono i Maiar. Tutti insieme continuano a intessere questo grande arazzo, questo grande disegno, e sempre con l'intervento dissonante di Melkor e di coloro che hanno voluto seguirlo. Piano piano la terra prende vita, piano piano il mondo comincia a crearsi. E in questo mondo poi Eru, Ilúvatar, decide di far scendere i suoi figli. I suoi figli sono i primi nati, che sono gli Elfi. Gli Elfi sono coloro che non muoiono, sono legati alla vita di Arda, fino a quando esisterà Arda, anche loro esisteranno. Possono morire per morte violenta o per qualche incidente o per qualsiasi cosa possa incappare, ma in questo caso vanno nelle aule di Mandos, vanno in quello che è una specie di paradiso degli Elfi, da cui però possono chiedere di rientrare di nuovo sulla terra, di nuovo nella terra di mezzo. Quindi non muoiono fino a quando anche Arda non sarà morta. Poi, dopo un certo tempo, apparvero anche i secondi nati, e sono gli umani. Poco dopo apparvero anche i terzi nati, perché nel frattempo c'era uno dei grandi Valar che per impazienza, per voglia di fare, perché lui era comunque un dio creatore, un dio che comunque voleva fare, proprio agire con le mani e con il resto, quindi lui in qualche modo doveva sempre intervenire, lui era un re. Ecco che i suoi figli, quello che lui ha voluto creare, in una grotta piano piano stavano prendendo vita, ma ogni volta che lui non si concentrava su di loro restavano fermi, erano come delle marionette. Quando lui li pensava, loro si muovevano, avevano vita. Quando lui si distoglieva il pensiero, loro rimanevano lì fermi immobili. E questo gli stava dando un grande problema, gli stava creando un grande problema e gli stava dando anche un certo fastidio, solo che ovviamente lui non aveva la fiamma imperitura, non aveva la capacità di creare degli esseri. E a questo punto se ne è accorto. Se ne è accorto anche Eru, anche Ilúvatar, ma ha capito che Eunè era comunque in buona fede, stava cercando di creare qualcosa di buono. E allora un giorno è andato da lui e gli ha detto: tu non potrai mai dare vita a loro senza concentrarti costantemente su di loro. Per cui io ti do la possibilità di farli nascere, ma nasceranno quando lo deciderò io. Tu intanto lasciali dormire qui. E poco dopo la nascita dei secondi nati, anche i nani presero vita, anche loro ebbero comunque la loro possibilità di entrare nella terra di Arda e nella terra di mezzo. C'era però un problema per i nani, proprio per il fatto di aver vissuto tanto tempo in queste grotte, proprio per il fatto di essere stati tanto tempo chiusi al buio, amavano proprio le viscere della terra, amavano inoltrarsi nelle radici delle montagne, amavano scavare in profondità e soprattutto amavano possedere, avevano bisogno proprio di avere qualche cosa di loro. E quindi da questo capiamo anche le sensazioni che ci vengono quando leggiamo lo Hobbit o quando leggiamo di Thorin Scudo di Quercia, del suo attaccamento. Ecco, questo è il problema di essere stati dei figli comunque creati non per volontà di Eru e di Ilúvatar, ma per volontà di un Dio che comunque voleva far vedere, voleva dimostrare qualche cosa di proprio. Era comunque un gesto d'orgoglio. E quindi da questo gesto d'orgoglio sono nati degli esseri che in ogni caso sono limitati. Sono coraggiosi, sono bravi, hanno comunque una visione anche onesta, anche corretta delle cose, per cui lottano contro gli orchi e lottano contro Sauron. Sono coraggiosi, sono bravi, ma al tempo stesso hanno questo forte attaccamento per le cose, ed è comunque un fatto che li porta sempre verso il basso. Dopo la nascita di questi esseri abbiamo le nostre ere che piano piano si dipanano. La prima era, la seconda era, ci sono grandi battaglie fra i Valar contro Melkor, i suoi contro gli orchi.
ovviamente ve la sto sintetizzando perché sennò staremo qua tutta la notte. Ed ecco che arriviamo alla fine della terza era. E alla fine della terza era incontriamo dei personaggi che sono veramente particolari e strani. Sono questi hobbit, sono degli esseri, dei mezzi uomini in altezza, ma uomini interi nella loro interiorità. Perché l'hobbit, come diceva sempre Tolkien, non è altro che l'impersonificazione di quello che lui voleva essere e pensava di essere. Questi umani, questi uomini, queste donne, questi esseri che comunque hanno un'attenzione particolare per la natura, un'attenzione particolare per l'altro, hanno un senso di generosità, hanno un senso una capacità molto grande di sacrificio e sono degli esseri che si impegnano veramente fino in fondo quando decidono di partire per una battaglia. E da lì abbiamo i primi due esempi, quello di Bilbo e poi quello di Frodo. Ecco che piano piano quindi Tolkien ci spiega, ci porta dentro nel suo mondo e ci spiega proprio come questi personaggi prendano vita nella sua fantasia, ma secondo me non tanto in quella quanto nelle radici profonde a cui lui sapeva attingere, e piano piano non fa altro che dare vita a degli esseri che comunque si trovano nelle tradizioni di tutto il nord Europa, dal mondo celtico al mondo germanico, scandinavo, anche al mondo romano, anche al mondo mediterraneo. Ecco, tutte insieme queste grandi tradizioni non fanno altro che dare un grande estratto. Ecco, questo estratto poetico, splendido e bellissimo di Tolkien alla fine si concretizza nell'Hobbit, nel Signore degli Anelli, ma poi anche nel Silmarillion e negli altri libri che lui ha scritto. Quello che a noi resta, adesso che lui non c'è più, sono questi testi da cui noi possiamo, se ovviamente lo vogliamo fare, possiamo attingere per galvanizzarci, per prendere di nuovo un po' di energia, un po' di forza, per poter combattere queste nostre battaglie di oggi. E adesso piano piano andremo a conoscere alcuni di questi personaggi, intanto magari una bella canzone, giusto così per tirarci un po' su. Detta precisa, ma così per dare una scossa.
fatti che noi abbiamo conosciuto dal Hobbit e dal Signore degli Anelli si sono svolti praticamente alla fine della Terza Era, dal 2940 più o meno in poi. C'è un fatto importantissimo che accade, sempre riferito a questi momenti della Guerra dell'Anello, che succede all'inizio della Terza Era, ed è quando i Valar comprendono che il potere oscuro, che Sauron, si sta risvegliando e che è veramente molto molto potente. E allora decidono in quel momento di mandare 5 loro rappresentanti in aiuto dei popoli della Terra di Mezzo, perché nei tanti cataclismi e accadimenti che sono successi nella prima e nella seconda era, il mondo delle terre in peritura, il mondo abitato dagli dei, si è staccato dalla Terra di Mezzo, si è staccato, si è allontanato, e quindi gli esseri umani, elfi e nani non riescono ad avere il contatto diretto con le terre in peritura. Ed è così che loro decidono di mandare questi 5 esseri. Sono tutti e 5 dei Maiar, e uno di loro è Gandalf. Gandalf è chiamato nella lingua corrente, nell'Ovestron, ha un significato molto particolare, quello di elfo col bastone. Elfo col bastone, che significa, poi nel mondo norreno, nel mondo germanico, viene chiamato anche Urdr, Vuldr, e in questo modo si identifica il veggente, colui che vede, colui che riesce ad avere una vista lontana, colui che sa guardare. Ecco quindi che Gandalf è una persona che ha una vista molto lunga ed è, se vogliamo, anche il più modesto tra tutti i 5, ma è colui che poi nella storia che tutti noi conosciamo emergerà per la sua grandezza. Un secondo Maiar che lo accompagna, che con lui prende questa barca e arriva ai Porti Grigi, è invece Saruman, che nel significato della lingua corrente era colui che è astuto, colui che è furbo. Anche qui vedete che Tolkien nei nomi dà dei significati che già ti fanno comprendere poi quale sarà il senso che la vita prenderà per questo essere, quale sarà poi il cammino che lui intraprenderà, perché dentro di sé ha già dei segni per diventare questo o quello. Infatti Saruman, quando parte, non è votato al potere oscuro, lo diventa poi piano piano nella manifestazione. Un terzo Maiar che arriva con loro è Radagast, che sempre nella lingua corrente significa il custode di bestie. E anche da lì comprendiamo che poi il suo destino, il suo mondo sarà proprio quello della foresta, quello degli animali. Tant'è vero che Radagast non partecipa alle grandi lotte, alle grandi battaglie della Guerra dell'Anello. Lui se ne resta sempre in mezzo ai boschi, in mezzo agli animali. Ce ne sono poi altri 2 che sono chiamati gli Stari Blu, ma di loro non si sa nulla, si sa solo che sono partiti verso Oriente e di loro si sono perse poi le tracce. Quello che è importante è che quando sono arrivati ai Porti Grigi hanno trovato Círdan, che era il timoniere, un grande elfo proprio dei tempi antichi. E Círdan, quando li vede arrivare, subito riconosce in Gandalf colui che sarà la guida per la riscossa o comunque per la vittoria sul male, sul potere oscuro, e gli dona un anello, l'anello del fuoco, perché erano 3 gli anelli dei re degli Elfi e Círdan è un grande re degli Elfi, e gli dona questo anello rosso, l'anello del fuoco, Narya, e gli dice: vedrai che poi nel tempo ti servirà. E infatti circa 1000 anni dopo gli servirà e anche molto. Quello che è importante è che poi in questi 1000 anni questi esseri piano piano prendono confidenza con il mondo, cominciano a conoscerlo. Solo che nella sua arroganza Saruman piano piano si chiude nella sua torre e da lì continua a guardare gli altri comunque sempre con un senso di superiorità. E poi questo orgoglio lo porterà dove sappiamo. Gandalf invece comincia a girare, gira, va dappertutto, è un viandante, un vagabondo, conosce tutti, conosce elfi, conosce nani,
conosce i umani, conosce gli hobbit, conosce un po' tutto, studia molto gli antichi testi di Minas Tirith, quindi comincia a comprendere quali sono le cose, perché questi stari sono arrivati ma non con la conoscenza che loro avevano quando erano degli dei, manifestandosi hanno perso molto del loro potere e piano piano lui ha ricominciato un po' a ricostruire le cose nella sua mente, nella sua memoria. Ha cominciato a capire quindi quanto Eru fosse un amante del mondo manifestato, ci credesse e lo amasse profondamente, e quanto avesse dato vita a tutto ciò che c'è nel mondo manifestato, tutto ciò che ci circonda, noi attraverso Tolkien comprendiamo che ha vita. Gli alberi hanno vita perché Ghent, Barbalbero, sappiamo benissimo, è uno dei personaggi più belli di tutto il libro, ed è un pastore di alberi, colui che si prende cura di coloro che sono fermi e immobili, ma lui li conosce tutti uno per uno, ne conosce i rami, ne conosce le foglie, quindi è colui che veramente li ama, li custodisce, e infatti poi si scatenerà tutta la sua furia quando vedrà che tutti questi suoi alberi sono stati attaccati dagli orchi e sono stati distrutti. Però avere già l'idea di entrare in un bosco e di trovare dei barbalbero già ci mette in uno spirito diverso che entrare in un bosco calpestando e con la merendina in mano, magari lasciando giù le cartine. Se sai che c'è barbalbero, se sai che ci sono degli esseri vivi che ti stanno guardando, che ti stanno osservando, anche se non sei nel bosco atro, anche se non sei nella vecchia foresta, comunque ti senti in un posto vivo e quindi vai più con l'idea dell'ospite, vai più con l'idea dell'offerta che non con l'idea di colui che va lì a fare il consumista, si fa il suo barbecue e poi se ne torna via magari lasciando lì anche le immondizie. Ecco, è questo che Tolkien ci insegna. E sono degli insegnamenti grandiosi, secondo me bellissimi, soprattutto per i giovani, soprattutto per i bambini, ma forse servono molto anche a noi, perché vediamo spesso che purtroppo non c'è molto rispetto per la natura. Ma non solo questo. Tolkien ci dice che anche le montagne hanno vita, tant'è vero che quando la compagnia all'inizio del suo cammino cerca di superare il passo delle montagne nebbiose e arriva al Caradhras, proprio in quel momento si scatena una grande bufera, una grande battaglia, una grande lotta fra i giganti della montagna, e loro si tirano massi, si tirano pietre, si cercano di farsi del male, e la nostra compagnia si trova in mezzo a tutto questo, tant'è vero che deve ridiscendere e deve poi prendere le vie di Moria, le vie della città dei nani. Anche questo è molto interessante, perché il fatto che la natura spinga la compagnia a prendere una strada, a seguire una traccia che prima non voleva fare, significa che in qualche modo c'era, non dico un destino, ma c'era una guida, c'era comunque un disegno. Tant'è vero che proprio in Moria noi vediamo che Gandalf dovrà affrontare la sua prova più terribile, la sua prova più grande. Gandalf alla fine della terza era è ancora Gandalf il grigio, è colui che non è completo, è colui che ancora deve compiere un passo, ma ovviamente come tutti sa che è un passo doloroso e quindi ha paura, per cui sceglie di passare per la montagna, non di andare sottoterra. E quando entrano in Moria e quando arrivano al ponte di Khazad-dûm, ecco che arrivano gli orchi e noi sappiamo bene che arriva anche il Balrog. Ed è bellissimo il momento in cui Gandalf lo ferma sul ponte e gli dice: qui tu non puoi passare, io sono il custode del fuoco segreto, perché lui ha l'anello di Narnia. E il Balrog ovviamente cerca di passare lo stesso. Gandalf con un grande colpo spezza il ponte, il Balrog precipita e con un colpo di coda lo trascina con sé. E qui abbiamo, secondo me, una descrizione bellissima di quella che è un'opera alchemica, stupenda, di una descrizione veramente molto molto interessante, perché Gandalf precipita insieme al Balrog e il Balrog si spegne nelle melme dell'oscurità del centro della terra. Sono scesi talmente in profondità che non ci può essere più luce, non ci può essere più niente.
sono nell'opera al nero più totale e assoluta. Quando la disperazione più totale ti prende, quando non vedi nient'altro che nero, quando non vedi nient'altro che distruzione, da quel momento non puoi che risalire. Quindi Gandalf precipita nella totalità del nulla, proprio, dove non c'è null'altro se non la sua volontà. E questa era la prova degli iniziati, è la prova di chiunque poi abbia un fortissimo esaurimento, abbia un grande problema interiore. Arriva a toccare il fondo, il massimo, nell'assoluto, nella sua bassezza più totale e assoluta. Arriva fino lì, ma da lì si può solo risalire. E infatti Gandalf piano piano dice che insieme al Balrog è risalito. Sono risaliti piano piano, e questa è l'opera al bianco. La comprensione che comunque al di là della volontà c'è anche la possibilità della mente, c'è la possibilità di comprendere quello che stiamo facendo e capire che il disegno è giusto, quindi piano piano risalgono, continuano a lottare perché la sua essenza ancora manifesta, cerca comunque di contraddirlo, cerca comunque di fermarlo, quindi la sua lotta c'è ancora anche nell'opera al bianco. E salgono fino sulla cima del Caradhras. Poi escono fuori, escono su questo pianerottolo, su questo slargo, sulla montagna, e il Balrog di nuovo avvalpa. Ecco che quindi siamo all'opera al rosso, alla totalità. I due si affrontano, i due si abbracciano, e alla fine il Balrog precipita, è morto, nel senso che si è staccato da Gandalf. Quindi la parte manifesta di Gandalf cade, e quindi lui resta. E Tolkien descrive questo momento di una bellezza assoluta. Dice: sono rimasto lì, fermo, sulla neve gelida, non riuscivo a fare nulla, non riuscivo a muovermi, sentivo tutto il mondo intorno a me che cresceva e che andava avanti, sentivo intorno a me che tutto il mondo continuava la sua vita, ma io non riuscivo a fare niente, quindi sentiva di essere parte di un tutto. E guarda caso, chi lo porta via da quel nuovo è un'aquila, quindi simbolo dello spirito. L'aquila lo porta via, lo porta dagli elfi, Gandalf guarisce, e quando ritorna è Gandalf il bianco. Ecco, già solo in questo ci sarebbe un messaggio grandioso e bellissimo di Tolkien. In mezzo poi a tutti gli altri è veramente una festa totale e assoluta di esempi, di insegnamenti bellissimi. E quello che ci insegna sempre Tolkien è proprio il fatto che la natura è vicino all'uomo, è intorno all'uomo, è parte dell'uomo, e noi siamo parte della natura, ma molto spesso non ci rendiamo conto di essere parte di un tutto. Pensiamo solo al nostro egoismo, pensiamo di essere dei Saruman, pensiamo di essere chiusi nella nostra torre nera, mentre invece non siamo nient'altro che parte di un tutto. E se noi capissimo di essere organici con tutto, capiremmo anche che il mondo continuamente ci dà dei segnali, ci dà dei messaggi. E Tolkien stesso ci dà poi un segnale bellissimo, ci dice in un modo, secondo me, di una poesia assoluta, di come anche la natura riconosca quando l'uomo si mette sulla traccia, sulla via della ricerca, sulla via anche della regalità, perché in questo caso è Théoden. E Re Théoden si avvia verso l'ultima battaglia. Qui ve lo leggo perché è troppo bello. E qui Tolkien dice che con pennellate sublimi ci racconta anche come la natura riconosca la regalità e la omaggi, come ha fatto descrivendo il prato sotto gli zoccoli del cavallo del re, lanciato verso l'ultima battaglia. Ad un tratto il re gridò qualcosa a Nevecrino e il cavallo balzò avanti. Alle sue spalle sventolava il Vessino, un cavallo bianco in campo verde, ma egli lo distanziò. Dietro di lui galoppavano come fulmini i cavalieri della sua scorta, senza però riuscire a raggiungerlo. Eomer correva come il vento e la bianca coda di cavallo del suo elmo svolazzava per la velocità. La prima Eored ruggiva come mare tempestoso sulle rocce, ma Théoden pareva irraggiungibile. La furia guerriera dei suoi ami scorreva come fuoco nelle sue vene, ed egli cavalcava Nevecrino come un antico dio, come Oromel grande nella battaglia dei Valar, quando il mondo era ancora giovane. Il suo scudo dorato, scoperto, brillava e scintillava come un'immagine del sole. E qui
poi dice Tolkien, e l'erba rinverdiva intorno ai piedi bianchi del suo destriero. Molte volte quando facciamo le serate su Tolkien si alza qualcuno che mi dice che in fondo Il Signore degli Anelli, come anche l'Hobbit, sono due testi molto maschilisti, perché non ci sono donne guerriere, non ci sono donne che dimostrino la loro femminilità, e secondo me questo dimostra semplicemente che loro non hanno letto veramente Tolkien, perché Tolkien secondo me dimostra un'ammirazione totale ed assoluta per le donne, e lo fa parlando, tratteggiando ogni tanto, perché Tolkien è delicato, perché Tolkien non è mai volgare, comunque non è mai pesante, è sempre molto leggero, molto delicato, ma sempre molto preciso. Quando parla di Arwen, parla di un personaggio secondo me di una grandezza assoluta, più di qualsiasi essere che venga descritto nel Signore degli Anelli. Perché Arwen è colei che rinuncia alla sua immortalità per amore del suo uomo e per amore del genere umano. Quindi è colei che sacrifica tutta se stesso, avrebbe tranquillamente la possibilità di vivere di ricordi, di passare nelle terre imperiture, di stare lì un po' a pensarci, ma comunque di fare la sua vita normale e tranquilla che durerebbe migliaia e migliaia di secoli. E invece no, decide di far durare la sua esistenza sì e non un paio di secoli, perché alla fine fra i 120 anni della Quarta Era e quelli precedenti non è che ne abbia vissuti tanti, però li vive molto intensamente, però li vive con una grandezza assoluta e bellissima. Lei incontra Aragorn un giorno camminando in mezzo ai boschi di Gran Burrone, e quando si incontrano i due si innamorano, il loro è un amore totale ed assoluto, e Arwen sacrifica la sua possibilità di vita eterna per vivere con lui, per dare alla luce poi 3 figli che saranno i nostri progenitori, degli umani della Quarta Era. Quindi noi tutti abbiamo nel nostro sangue una parte di sangue elfico grazie a lei.
E quindi cosa di più grande poteva fare qualcuno se non un sacrificio di questo genere? Oppure Eowyn, che difende il suo re, difende il suo zio, difende Theoden. Quando si avvicina il Nazgûl, il signore di Nazgûl poi, quindi già solo la sua presenza incuteva terrore. Eppure lei si erge in piedi da sola, una donna, una ragazza con una spada in mano, si erge davanti a lui e riesce ad ucciderlo, grazie anche all'intervento di Pipino. Ma questo diciamo che è relativo, l'importante è che lei comunque decide di resistergli, decide di fargli contro, perché lei vuole salvare il suo re, vuole salvare il suo zio. Cosa c'è di più grande? Ecco lei che era partita insieme agli uomini, ma qui sembra che sia un fatto occasionale, soprattutto del film, ma Tolkien sa benissimo che tutto questo accadeva nel mondo celtico e nel mondo germanico, nel mondo scandinavo, con grande facilità e normalità. Le donne del mondo nordico hanno sempre avuto una grandissima presenza, una grandissima importanza nella vita sociale, perché partecipavano a tutte le decisioni della comunità, nelle battaglie, nelle guerre, ma anche nella parte spirituale. Non si parla mai delle Banduri, ma le Banduri erano le donne che percorrevano il loro cammino nella parte spirituale. In pratica erano i druidi in donna, erano esattamente altrettanti dei druidi uomini, solo che chi ce ne ha parlato sono solamente i testimoni che ci vengono, le testimonianze che ci vengono dal mondo romano, da Giulio Cesare e anche dagli altri scrittori del mondo romano, che comunque avevano una visione della donna invece molto più nascosta, servile, cioè la donna serviva per fare bambini e doveva restare a casa, mentre la donna del mondo nordico andava a combattere, diventava sacerdotessa, tranquillamente conosceva le erbe, poteva guarire, faceva la guaritrice, al tempo stesso però partecipava anche all'organizzazione della vita della comunità. C'era una totale parità, non una parità, una superiorità della donna, perché l'uomo vedeva in lei, per il fatto non solo che metteva alla luce i bambini, ma per il fatto che comunque aveva sempre un passo più avanti, era sempre un passo più avanti dell'uomo, aveva sempre un'intuizione maggiore, riusciva ad essere un tramite fra il volere degli dei e il volere degli uomini. Gli uomini del mondo nordico hanno sempre avuto questa concezione. Noi l'abbiamo persa un po', sarebbe il caso di ritrovarla, cosa dite? Sono momenti, sono cose importanti, perché questi testi poi ci riavvicinano anche alle nostre tradizioni. Capisco che il mondo celtico, il mondo germanico, il mondo scandinavo ormai risalga a 2000 anni fa, quindi magari sia anche un po' difficile cercare di riconnettersi con tutti loro e con la loro visione del mondo. Però fino a noi ne sono arrivate delle tracce potentissime. Noi sappiamo dall'Edda di Snorri che Odino molte volte si metteva disteso sul letto del suo giaciglio e mentre il suo corpo restava addormentato, lui usciva sotto forma di animale, che poteva essere un lupo, un orso o qualsiasi altra cosa, e compiva dei viaggi lunghissimi, poteva andare dovunque in brevissimo tempo o poteva compiere delle gesta che in ogni caso rappresentavano un'azione, un'attività spirituale. Quindi senza il suo corpo lui faceva delle cose, ma tutto questo avveniva ancora fino a 500 anni fa qui nel nostro Friuli. Noi qui avevamo i benandanti, ce ne parla Ginsburg in un testo che potete andare a vedere, intanto i benandanti di Ginsburg sono ancora una traccia molto interessante, ma non solo, perché poi altri studi hanno approfondito molto di più la parte spirituale, perché Ginsburg aveva più un'impostazione sociale, lui cercava più la testimonianza di com'era la vita in quel tempo, mentre quello che noi abbiamo poi scoperto dei benandanti è la parte spirituale, interiore, grandiosa. Ci sono circa 5.000 testimonianze dell'Inquisizione, tra il 500 e il 600, e sono tutte univoche e tutte ci raccontano di questi esseri che erano nati con la camicia, erano coloro che nascevano con il sacco amniotico ancora addosso. E se il sacco amniotico veniva conservato e veniva portato di nascosto ad assistere almeno a 12 messe,
Il sacchetto poi contenente questo sacco amniotico veniva messo al collo del bambino o della bambina, perché erano sia uomini che donne, e quando questo giovane o questa giovane raggiungeva la maggiore età, era in grado di sentire il tamburo del comandante. Il tamburo del comandante suonava 4 volte all'anno nelle 4 tempora, che sono più o meno i solstizi e gli equinozi. Quindi nei cambi di stagione, ecco che suonava il tamburo del comandante, i benandanti restavano addormentati nel loro letto, ma sotto forma di piccolo animaletto, che poteva essere una cavalletta, un topo, una farfalla, un pettirosso, quello che volete, uscivano dal loro corpo e raggiungevano tutti insieme il prato di Giosafat. Su questo grande prato trovavano schierati streghe e stregoni che invece di avere la capacità e la possibilità di uscire dal corpo grazie al tamburo del comandante, si ungevano con degli oli e degli unguenti che erano particolarmente macabri e schifosi, fatti con tantissime cose che non vale neanche la pena di narrare, ma che comunque sicuramente non erano solari, non erano molto belli. In quella notte, per tutta la notte, i 2 schieramenti si affrontavano e si picchiavano di santa ragione. I benandanti armati di bastoni di finocchio, mentre le streghe e gli stregoni erano armati di rami di sorgo. Alla fine della notte, quando ormai stava per albeggiare, uno dei 2 stendardi doveva essere abbassato perché era quello che aveva perso. E se avevano perso le streghe e gli stregoni, seguiva poi un periodo di benessere, di nascite, di buone piogge, di buon tempo e di buone seme, insomma tutto sarebbe poi passato e stato vissuto in modo molto positivo e molto bello. Se invece vincevano le streghe e gli stregoni, ecco che seguiva poi un periodo di carestia, di malessere, i bambini si ammalavano, gli alimenti deperivano e si andava verso un periodo di fame e di malessere. Ecco, tutto questo ci è stato tramandato, tutto questo da noi è conosciuto, da noi è risaputo, tutto questo purtroppo noi stiamo dimenticando. Questo è il canto dei benandanti.
I benandanti erano localizzati più o meno nella pianura, tutta la pianura friulana e veneta fino alla zona di Verona, arrivavano fino all'Istria, tutta compresa. Non ci sono benandanti in Carnia, li troviamo solo nella pianura. 5.000 testimonianze sono tantissime, ma non c'erano solo i benandanti. Una carissima persona, un amico veramente caro, un giorno, tanti anni fa, è venuto così a parlarmi perché stavamo parlando di benandanti e mi ha detto: guarda, quello che tu mi stai raccontando me lo raccontava molto spesso mia mamma. Lui aveva la mamma bretone, la mamma era di Pontaven, e la mamma bretone gli parlava dei garou, i garou che i francesi chiamavano loup garou. Però lei diceva ai francesi i ciao, come li chiamava lei, non capiscono tante cose che noi facciamo e diciamo, quindi sono tutt'altro di quello che pensano loro, perché loup garou sarebbe la traduzione di lupo mannaro. I garou sono una cosa molto molto importante e mi ha spiegato che in Bretagna i garou erano coloro che nascevano con il sacco amniotico ancora addosso. E se nascevano in una notte di luna, e se magari la luna era anche piena, se il sacco veniva conservato e veniva poi lasciato al bambino, ecco che questo bambino piano piano cresceva, ma era fin da subito molto molto particolare. Diceva che metteva i dentini subito, che riusciva a camminare fin da prestissimo, insomma, riusciva anche ad essere subito indipendente, non aveva paura di nulla, non piangeva quasi mai, e la mamma dopo un po' si accorgeva che questo bambino era in grado di capire il linguaggio degli animali. Riusciva a capire immediatamente quando qualcuno stava mentendo, e quando arrivava all'età di 7 anni, questo bambino si incamminava, partiva verso il centro della Bretagna, dove c'è ancora adesso una parte di questa grande foresta di Welgoat, e lì incontrava il garou, il garou più anziano che ci fosse ancora in Bretagna, e restava con lui dai 15 ai 20 anni. Passata quest'età diventava un garou a tutti gli effetti e quindi tornava nel mondo a combattere le malefatte delle streghe. Era in grado, ma solo di notte, di trasformarsi in qualsiasi animale, esattamente come Odino. Poteva trasformarsi ma solo dal tramonto fino all'alba. Era in grado di contrastare qualsiasi maleficio e, mangiando appena una piccola briciola piano piano una piccola briciola del suo sacco amniotico, riusciva ad avere decuplicati i suoi poteri. Anche qui ci sono testimonianze molte e molto interessanti, ma ancora non è stato fatto nessun accorpamento fra questo mondo straordinario e bellissimo un po' di tutta Europa. Perché nel 1691, contro un lituano di 86 anni di nome Ties, viene intentato, viene costruito un processo e viene accusato di licantropia. Il vecchio Ties confessa apertamente davanti ai giudici di essere un lupo mannaro e di combattere il diavolo 3 volte all'anno, nelle notti di Santa Lucia, quindi poco prima di Natale, nelle notti di Pentecoste e a San Giovanni, quindi al solstizio d'estate. In questo caso i lupi mannari con Ties, quindi quelli lituani, scendevano giù all'inferno, ovviamente restando addormentati nel loro letto, ma con il loro spirito andando a raggiungere il diavolo, il demonio nell'inferno, e lì trovavano streghe e stregoni e dovevano rientrare poi nel mondo riportando le sementi e riportando poi il seme anche degli animali per far sì che seguisse un periodo di grande abbondanza e di benessere. Alcune volte trovavano le porte dell'inferno sbarrate e quindi seguiva un periodo di carestia e di malessere. Ma come c'erano i lupi mannari lituani, c'erano anche quelli germanici, quelli tedeschi, c'erano anche quelli russi, solo che dice Ties andavano giù in inferni diversi.
Quindi siamo davanti a una realtà spirituale bellissima, secondo me sicuramente pre-cristiana. Stiamo parlando di un paganesimo che è resistito fino, io credo, a pochi decenni fa, perché fino a poco tempo fa c'erano ancora tracce di questi personaggi, soprattutto in Istria. Qui da noi purtroppo già, io non sono mai riuscito a trovare testimonianze dirette. Ho trovato persone che avevano ancora il sacco amniotico in una borsettina, ma nessuno che lo avessero, tra virgolette, attivato, nessuno che lo avesse in qualche modo utilizzato. E quindi diciamo che questo patrimonio incredibile, se non si è perso, sicuramente si sta perdendo. Come si stanno perdendo tantissime nostre tradizioni, tantissime nostre leggende, tantissimi nostri ricordi di un mondo legato sì forse all'agricoltura, ma non solo. Secondo me era un mondo legato proprio allo spirito, all'essenza dei nostri popoli. Oggi purtroppo ci stiamo livellando, stiamo diventando tutti dei consumisti, stiamo diventando tutti delle persone che comunque vivono, si lasciano vivere senza avere una vera intenzione, senza avere una volontà, senza avere un disegno, senza avere un progetto, senza avere una prospettiva che sia spirituale, che sia profonda, che sia vera, che sia un po' come quelle dei personaggi di Tolkien. Ecco, io credo che il grande messaggio di Tolkien sia proprio questo, che sia proprio questo di riprenderci la vita e di riprenderci ancora a disegnarla con questi bellissimi arabeschi, questi arazzi stupendi che lui ha saputo disegnarci e che ci ha lasciato. Ecco, io di questo sarò sempre grato a questo autore e in tutta sincerità sono anche grato alle tantissime persone che sempre incontro e che mi vengono a dire che hanno compreso il senso del messaggio, perché non è solo il bel racconto che piace di Tolkien, c'è quello che dice di profondo, quello che parla al cuore, come dicono i giapponesi, i shinden shin, da spirito a spirito, è qualcosa che passa in profondità, se no dopo qualche decina di pagine lo chiudi e lo metti in un cassetto. A questo riguardo, noi questa sera avremmo anche una sorpresa per voi, ma prima farei un bel pezzo di musica interessante. E dopo chiamerei i nostri ragazzi, chiamerei Luca o lui o qualcuno con lui, adesso ditemi voi, non ci siamo messi d'accordo, li abbiamo invitati ad essere qua con noi, però gli cediamo loro il microfono per un minuto, intanto però ascoltiamo la musica, poi li chiamiamo su, prima però appena finita la canzone farò una brevissima introduzione a Luca e ai ragazzi che hanno doppiato il signor Baiani. Sì, facciamo il ballo dell'orso, che è un pezzo abbastanza energico, anche se in realtà la musica non è proprio quella dell'aria celtica, contrariamente a tutti i pezzi che abbiamo eseguito fino adesso. Il primo ricordo era un andrò, che appartiene all'area celtica, appunto precisamente della Bretagna. Poi abbiamo fatto una giga irlandese, quella che si è concatenata alla percussione che aveva fatto Gregorio. La percussione si chiama bodhran ed è un tamburo irlandese, appunto avete visto come si suona. E questo è un organetto diatonico che anche è uno strumento che si suona in Irlanda. E quindi dicevo, adesso non facciamo un pezzo irlandese, celtico, ballo dell'orso, però si diceva di metterlo in scaletta perché è un pezzo interessante. Tra l'altro tutti i pezzi che avete sentito sono pezzi che eseguiamo per ballare, sono delle ballate, tutti hanno una loro coreografia, anche molto interessante, tuttora sono molto danzate queste ballate nelle aree celtiche, diciamo soprattutto in Bretagna. Allora, ballo dell'orso.
Ora direi che 3 anelli ai re degli elfi sotto il cielo che risplende, 7 ai principi dei nani nelle loro rocche di pietra, 9 agli uomini mortali che la triste morte attende, 1 per l'oscuro Sire chiuso nella reggia tetra, nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende, un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli nel buio incatenarli, nella terra di Mordor, dove l'ombra cupa scende. Chiamerei Luca. Buonasera a tutti. Per noi è qualcosa di completamente inaspettato essere qua stasera, ma vi introduco brevemente quello che è il nostro progetto. Stiamo doppiando in lingua friulana la trilogia del Signore degli Anelli e ovviamente stiamo doppiando le versioni estese perché sennò che non sarebbe. Il lavoro parte, siamo un gruppo di non professionisti del settore, quindi il lavoro di per sé è amatoriale. Tant'è vero che abbiamo iniziato con l'idea di parlare sopra le voci originali e quindi abbiamo deciso però dopo, dai, facciamo qualcosa di un po' più serio, ecco. E niente, non c'è molt'altro da dire. Volevo ringraziare assolutamente Paolo Paron per averci dato la possibilità, insomma, per aver combinato anche questa sera, averci dato la possibilità di essere qua. Volevo ringraziare anche Pordenone Pensa per la possibilità anche a loro di essere qua e per dare, insomma, questa anteprima finalmente completamente inaspettata a tutti voi. E infine volevamo anche ringraziare l'Arlef che ci sta dando il suo supporto e vi lasciamo quindi con una breve spezzone di 5 minuti del film. Non è ancora in versione definitiva, ossia deve essere ancora corretto dall'Arlef del copione, e quindi tutto qua. Sperando che quello che vedrete vi piaccia e vi lasci qualcosa, vi auguriamo buona visione. Grazie a tutti. Vecchi storici e conti spazzatissimi, tu chiacchieri come il vecchio Bilbo Baggins, che era ieri fulminato. Il zombi Frodo chi? Lui sì che l'ha fulminato. E sono orgoglioso. E salute, figlio. Già. Salute. Non ha di interessarsi che succede fuori dai nostri sconfitti. Te il nas fuori dai verdei e nessun verdei arvignerà di te. Hanno visto una elfa? Non rivelerò. Oh, Siri. Egli è la nebbia nera di Mordor e non parlare a chi. Mordor? Te legge convinci di una nelpa al domare d'occhio, una nelpa a chietaio, una nelpa al brincaio e dal suo inchiavenaio. Questo è l'unico nel creato di Sauron, il suo signore, dagli slavis del mondo fatto, che ha passato l'uso per sbatti Sauron stesso. Bilbo lo ha chiatato. Te spirunti di Gollum. Sì, per 60 anni sono nelle sta accogliente smasti di Bilbo, sognare sua vita da donna vecchiare. Come non più il Frodo. Il male si sta schiacciando modo, la neve si è svegliata, alla cintura clamata dal suo parole. Ma le sta distrippando. Sauron, ma le sta distrippando. No, Frodo. Gli spiriti Sauron
all'acqua dorata. La sua facilità levita la neve e la neve nel suo ricordo. Salva le tornate. I signori qui si sono moltiplicati. La sua fortezza di Baladur è costruita a modo. Ai correnti la neve, a rivoluzione di stiere scottuse con scuro. A lucine vengono viva e salate. La secca nera liberando i flui di ogni orbe, ritornati espansi dal suo calore. Un dottore, la neve è il suo signore. Lui non farà mai rifiutarlo. Va bene, lo metti via. Lo tieni implatato, non ti carri mai più. Nessuno sa per chi, no? No, Gandalf? Qualche donate a sapere che Bilbo aveva la neve. Qualche occhio creatura, Gollum, da perdono. Ma lo aveva chiamato prima in neve. Non sai fatto un caluante naturale, ma tabellati se barbotamenti, che arrivano sul dorso per Auris. Con te? Beckis? Ma che stai guardando qui? Gandalf! Chiamalo! No, Frodo, Tu hast il cavallo! non sarà mica stare. Lo stanno andando a te! Non sta tentando, Frodo. Non lo si chiamava. Neanche patiniero sicuro. Capisci, Frodo? O dopo la vesca stare per desiderio di fare del bene. Ma miliardi bene. Attraverso il potere massacrante una volta terribile. Ma non può restare con te! No. Non posso. Ciao di fare. Bene signori, noi adesso con 2 canzoni vi salutiamo, o se volete poi alla fine di queste 2 canzoni, se ci sono delle domande, noi ci fermiamo ancora un momento in questo caso, o se no io vi direi fin da adesso Anar Kaluva Tieliana, che il sole risplenda sempre sul vostro cammino. Thank you.
dal francese al fulano, figurati un po' che razza di lavoro che state facendo, anzi proporrei un grandissimo applauso di nuovo. Nel gergo della danza è un tricot, cioè è un insieme di due ritmi che sono l'andro e l'anterdro, se tu dici nell'area celtica, significano cerchio e mezzo cerchio, viaggio, via. Facciamo un ultimo pezzo? Torniamo in Irlanda. Allora, questo pezzo è molto carino secondo me, però bisogna che partecipate tanto anche voi. Il ritornello è facilissimo, non sono veramente imitabilissimo. C'è bisogno di grinta e di energia. Questo nasce chiaramente nel campo di lavoro dei marinai e ovviamente nasce senza musica. La musica è stata messa ed è un'antica ballata irlandese. È un canto di cielo dei marinai molto molto conosciuto. E lo cantano, ma perché si fa così, non soltanto i marinai, lo cantano per coordinare un lavoro che si faceva nel XIX secolo, così, nelle navi mercantili, velieri mercantili, per coordinare il lavoro per issare l'ancora o per caricare le merci o per issare le vele. Si chiama Branca di Sero. Cosa faremo con un marinaio ubriaco presto la mattina? Apro la produzione troppo simpatica. Gli raseremo la pancia con un rasoio arrugginito. Lo metteremo a dormire con la figlia del capitano, già meglio. Bene, allora. What shall we do?